Ci sono state parecchie manifestazioni, c'è stata una raccolta di firme che mi sembra palesi in maniera sostanziale che i residenti sono fortemente contrari a questo progetto. Anche domenica erano in tanti, circa 200, quasi tutti i residenti di Viale San Marco, a dire per l'ennesima volta al Comune di Venezia che non vogliono vivere all'ombra di una torre di 60 metri d'altezza né barattare 2,5 ettari di verde con un capannone commerciale di 4.500 metri quadri, relativi parcheggi e aumento del traffico. Un progetto che penalizza i cittadini abitanti, i residenti. In nome di chi? Perché dobbiamo vivere al buio nel cono d'ombra della torre? Perché dobbiamo vivere in mezzo al cemento quando invece si poteva fare un progetto completamente diverso? Le domande dei residenti si basano su due dati di fatto. Dal punto di vista commerciale, la città metropolitana di Venezia non solo detiene il record di centri commerciali del Veneto, ma ne ha più di intere regioni come la Liguria, le Marche o la Calabria. Nel raggio di mezzo chilometro da Viale San Marco ci sono già 14 ipermercati. Dal punto di vista residenziale, all'angolo tra Viale San Marco e Via Sansovino c'è uno dei tanti buchi di Mestre, 4 complessi disabitati con un centinaio di appartamenti che in attesa di restauro sono diventati negli anni una sorta di cittadella del degrado e dello spaccio. L'area verde che si intende cementificare poteva invece essere bonificata con fondi pubblici. E sappiamo sicuramente che i fondi della Regione per le bonifiche potevano essere investiti anche in questo progetto e dare a Mestre, a Viale San Marco, un'area dedicata non solo ai bambini, perché io mi metto anche dalla parte degli abitanti della zona che sono anziani, quindi anche delle aree ricreative per gli anziani. Il progetto della torre dell'ipermercato arriva ora in Consiglio Comunale dopo essere passato per il rotto della cuffia in Municipalità di Mestre Carpenedo, al termine di una seduta che, secondo il consigliere d'opposizione Michele Boato, testimonia tutti i dubbi che si agitano anche nella maggioranza. Doveva iniziare alle 19 di lunedì e non c'era il numero legale, cioè ci sarebbe stato ma con l'opposizione. Hanno fatto il numero 15 alle 7:30 quando è arrivata una consigliera che poi alla fine, in realtà quando c'è stato il momento del voto, si è astenuta, ma per sua fortuna nel frattempo era arrivato il 16° all'ultimo secondo, per cui alla fine ce l'hanno fatta lo stesso. Ecco.